Mitigare gli inevitabili disagi che i lavori alla galleria sud del Monte Baldo lungo l'autostrada A27 comporteranno da qui a ottobre. Il prefetto Maria Rosaria Laganà ha convocato un tavolo tecnico in mattinata per concordare con Autostrade e forze dell'ordine le contromisure per evitare che la viabilità del comune di Vittorio Veneto collassi. Con la sola galleria nord aperta a doppio senso di marcia, il sabato e la domenica parte del traffico autostradale andrà smaltito su altre direttrici. Si tratterà di gestire un maggior traffico in città di al massimo 500-600 auto all'ora in più, e questo concentrato nelle giornate di sabato e domenica. C'è da fare i conti con chi rientra dalla montagna, ma anche con i bellunesi che tornano a casa dopo una giornata al mare, dice Miatto. Questo doppio flusso dobbiamo adesso gestirlo con una sola canna autostradale, con il falalto che verrà ripristinato nell'interezza della sua potenzialità, con un intervento in una rotatoria e con una serie di deviazioni di convenienza, per cui inviteremo gli automobilisti a optare per varie soluzioni viarie in base alla destinazione loro finale. 20 settimane di lavori a rischio code come quelle vissute già l'estate scorsa. Presumiamo che non si formeranno più le code dell'anno scorso di 10-12 km, ma saranno praticamente spalmate queste code in diversi rivoli in modo da minimizzare l'impatto.